Magliana Mirella. Presente. Bassetto Paolo. Presente. Bevilacqua Silvia. Presente. Bortolotto Giulia. Presente. Braido Fabio. Presente. Microfono, segretario. Braido Giovanni. Caldart Antonella, assente giustificata. Carnelos Graziano. Presente. Cutifani Irene. Presente. Dareggiano Antonio. De Bastiani Alessandro. Presente. Denardi Marta. Errante Lorenzo. Posocco Gianluca. Toffoli Thomas. Tonon Roberto. Eoliana Antonella. È assente. Il numero legale c'è. Bene, passiamo la parola per le comunicazioni. Passo la parola al sindaco. Grazie. Buonasera. Prima di iniziare il Consiglio Comunale, a nome di tutto il Consiglio Comunale, dei capigruppo di maggioranza e di minoranza, abbiamo pensato di dedicare un minuto di questa seduta al nostro dirigente Alessandro Sarri, che come sapete tutti ci ha lasciato poco tempo fa. Lo scorso Consiglio Comunale era qua con noi, accanto a noi, e quindi ci sembrava giusto e importante mantenere il suo ricordo. Come più volte detto, per noi Alessandro Sarri era un punto fondamentale, una persona che ha saputo fin da subito, dal suo arrivo in comune circa 2 anni fa, interpretare quello che era il volere degli amministratori, quindi era una persona, un dirigente che teneva fede a quello che era il suo mandato da funzionario, da professionista, però allo stesso modo sapeva sempre, tra virgolette, assecondare o condurre per mano gli amministratori sui loro obiettivi da raggiungere. Quindi noi rimarremo con un grande ricordo e una profonda vicinanza a quello che è stato Alessandro per noi, soprattutto per la dedizione nel suo lavoro, nella sua professione. Io ho sempre detto che ero è una persona innamorata della pubblica amministrazione e secondo me ce ne sono anche pochi. Anche se voglio dire ha condiviso il suo lavoro anche con tutti i colleghi insomma, di Vittorio Veneto e negli altri comuni. In questo momento va la vicinanza naturalmente ancora alla famiglia per il lutto che l'ha segnata. Voglio esprimere la vicinanza anche a tutti i dipendenti del comune di Vittorio Veneto, tutti i collaboratori, tutti coloro che poi in questi 2 anni sono diventati non solo colleghi ma anche amici nella vita quotidiana, e anche gli amici, i colleghi del centro studi dell'associazione Marca Comuni Trevigiani con cui Alessandro collaborava. Per tutte queste considerazioni abbiamo deciso proponiamo appunto un minuto di silenzio in onore e in ricordo del nostro dirigente Alessandro Sarri. Grazie. Grazie.
due assessori per le telecomunicazioni, quindi parola. Una Marco. Allora, vediamo, ci sono altre prenotazioni per comunicazioni? Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Una breve comunicazione. Il 28 settembre ci sarà l'ottava edizione di Urban Nature 2024, un'iniziativa che è nata per sensibilizzare l'importanza dei parchi cittadini e del verde urbano. È un'iniziativa che appunto si svolge per l'ottava volta anche nel nostro comune, ad opera dei Carabinieri per la Biodiversità di Vittorio Veneto, Carabinieri Forestali, e come amministrazione abbiamo naturalmente deciso di aderire a questa iniziativa e di portare un nostro contributo anche in questa iniziativa che si svolgerà al Parco Papadopoli, appunto il 28 settembre il mattino ci sarà una passeggiata con visita guidata appunto ad opera del Carabinieri Forestali. L'amministrazione ha deciso di intervenire fin da subito fattivamente, creando quella che secondo noi mancava, cioè una piccola guida del parco che andasse ad esplicare un po' quelle che sono le specie che ci sono all'interno del parco e una sua descrizione di come è nato questo nostro parco che anche molti vittoriesi non conoscono. Questa potrebbe essere una prima occasione, appunto si terrà il 28 settembre e naturalmente siete tutti invitati. Grazie. Buonasera a tutti, forse qualcuno di voi ha visto anche oggi, comunque dal mese di settembre è partita una nuova iniziativa realizzata in collaborazione fra il Comune di Vittorio Veneto e lo IAT. Ogni 15 giorni circa verranno pubblicati sui canali social, in particolare su Facebook del Comune, delle piccole schede che riassumono gli eventi dei 15 giorni successivi che si svolgono in città. Questo per dare in modo a chiunque segue i social del nostro Comune di essere aggiornato sulle iniziative che si svolgono. A maggior ragione, visto questa iniziativa che è partita appunto a fine agosto, inizio settembre, sollecitiamo chiunque organizzi iniziative in città a comunicare allo IAT per tempo quello che hanno in programma, in modo che ci sia la possibilità da parte dello IAT di pubblicare in tempo e tempestivamente le iniziative. Già tante associazioni lo fanno, ricordiamo che appunto quanto prima vengono comunicate le informazioni allo IAT, tanto prima poi e con maggiore sollecitudine può essere fatta la comunicazione e la diffusione delle iniziative. Grazie. Io adesso nomino gli scrutatori: Posocco, Braido, Fabio e Errante Lorenzo. Grazie. Quindi passo al punto primo dell'ordine del giorno. Variante parziale numero 75 PRG, finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione di un'opera pubblica presso l'area occupata dall'ex discarica di Forcali. Illustra la mozione l'assessore Marco Dus. Questo è un iter che conoscete molto bene, nel senso che è una questione che in questo Consiglio viene dibattuta da molti anni, è riguardante la discarica all'ex sito di cava di Forcal. È un iter che ha avuto un'accelerata nella scorsa amministrazione e che
di cui il percorso si è praticamente portato avanti per il 90%. In questo punto all'ordine del giorno esaminiamo fondamentalmente uno degli ultimi passi che si dovranno compiere per addivenire alla finale chiusura di questa discarica e poi per capire come ci potrà essere un eventuale futuro sviluppo. Ho qui a fianco a me l'architetto Secchetto, a cui cederei la parola, che in questi anni ha seguito tutto il progetto e che quindi magari ci può illustrare più nel dettaglio le questioni tecniche e naturalmente è disponibile anche per rispondere a qualche domanda. Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito a questo Consiglio Comunale, grazie appunto ai consiglieri che sono qui questa sera. Appunto, come anticipava il Vice Sindaco, la variante numero 75 del piano regolatore generale appunto, del Comune di Vittorio Veneto è diciamo, uno degli ultimi passi per arrivare a divenire proprio all'attività fisica di creazione del capping e quindi di partire con la dismissione totale della discarica. La storia della discarica probabilmente la sapete meglio di me, visto che siete cittadini appunto di Vittorio Veneto. Diciamo che a seguito appunto con un anno fa circa il Comune di Vittorio Veneto veniva assegnato al Comune di Vittorio Veneto un bando PNRR che finanziava appunto, la sistemazione e la relativa chiusura della discarica. A fronte appunto di questo bando, però, il concetto fondamentale era che la proprietà del bene doveva essere demaniale o detenuto in concessione per 60 anni, okay, da parte dell'ente locale, perché appunto questi fondi erano fondi PNRR non dedicati diciamo, ai privati, ma dedicati alla pubblica amministrazione. Quindi a fronte di questo diciamo, finanziamento ottenuto dal PNRR bisognava proseguire con l'espropriazione dell'area. L'espropriazione dell'area appunto perché ad oggi quell'area è ancora di proprietà dei singoli privati e quindi praticamente bisognava arrivare alla creazione appunto di un vincolo preordinato all'esproprio. Oltretutto a livello urbanistico quell'area ad oggi, fino ad oggi è stata denominata appunto, era diciamo un'area denominata F1, quindi una zona per attrezzature pubbliche ad uso pubblico e per essere conformi, diciamo così, in tutto e per tutta la normativa si doveva proseguire con una variante urbanistica. Variante urbanistica che se voi avete letto appunto la delibera di consiglio, la bozza di delibera di consiglio che vi hanno proposto stasera, è una variante che si basa ancora sulla legge 61 dell'85, la legge regionale 61-85. Questo è stato dovuto perché all'atto della diciamo così, dell'adozione, il vostro strumento urbanistico era ancora uno strumento urbanistico non aggiornato alla legge 11 2004. Quindi a questo punto abbiamo dovuto proseguire appunto con una variante ex articolo 50-61 con una variante veloce. Di fatto la variante non va a toccare perimetrazioni o dimensionamenti del piano stesso, va a fare solamente una modifica alle norme tecniche di attuazione e va a denominare questa area quella che oggi è, quindi una discarica e quindi praticamente una discarica in fase di chiusura. Quindi tutto questo perché appunto per arrivare alla possibilità di portare a casa i soldi del PNRR e quindi procedere con l'attività del capping della discarica utilizzando il 1.500.000 euro che arriva dal PNRR, era doveroso fare proprio una ricognizione completa sia a livello urbanistico che a livello diciamo così, di proprietà, quindi di esproprio.
A livello urbanistico quindi è stata presentata, quindi voi avete adottato a fine aprile, avete adottato la variante urbanistica che poi ha proseguito il suo iter a livello di regione e anche a livello abbiamo fatto la verifica di assoggettabilità alla VAS, alla valutazione ambientale strategica, dando appunto la non assoggettabilità alla VAS, se non con delle piccole prescrizioni che, se volete, che sono relative non tanto alla realizzazione o al capping stesso, ma solamente alla tipologia di piantumazione che dovremmo fare per quanto riguarda le aree, diciamo, a cuscinetto o comunque le specie arboree. E quindi in fase di oggi andiamo a approvare una variante urbanistica che, oltre a approvare la nuova nomenclatura e inserire questa nomenclatura come discarica, dà anche delle prescrizioni per il sito che sono le stesse prescrizioni che ci hanno di fatto dato come VAS. Ribadisco che non viene modificato nessun perimetro, non viene modificato nessun tipo di dimensionamento del piano, perché appunto viene solo cambiata la denominazione di questo piano. Cosa dire altro di questa variante? È una variante di tipo veloce, quindi grazie appunto anche alla collaborazione di tutti gli uffici del Comune di Vittorio Veneto siamo riusciti a portare a casa, non vi nego, molto velocemente questa variante urbanistica, che di solito ci mette un po' di più questa tipologia di varianti urbanistiche. Quindi, se ci sono, a proposito della variante urbanistica, giusto, sono arrivate 3 osservazioni. Le 3 osservazioni che voi trovate all'interno appunto della delibera, queste 3 osservazioni sono state osservazioni per lo più non, diciamo, inerenti e quindi che non portano delle modifiche o comunque delle possibili richieste di modifica della variante, perché erano principalmente delle richieste degli odierni proprietari e che quindi non tanto nella variante ma quanto nella parte, diciamo, relativa all'esproprio, ok? E poi una delle, se volete ve le leggo e vi leggo anche, se avete necessità, appunto l'osservazione e la risposta tecnica che abbiamo dato, se vi interessa, come volete voi, o se l'avete già portato in commissione. Perfetto, quindi non penso di dovervi tediare oltre. Se avete domande sono qua. Non ci sono domande? Allora, se non ci sono domande, possiamo passare alla votazione. Sì, per votarla. Bisogna votarla, sì, sono 3. Bene, allora votiamo per la prima osservazione. Allora,
esprime parere favorevole all'accoglimento. Sì. Accoglimento, non accoglimento. Scusi. Vuoi rileggerlo lei? Allora, la prima osservazione è questa, il protocollo numero, e poi la proposta è sotto. Allora, osservazione numero 1, acquisita al protocollo dello studio legale avvocato Cussioli, in nome per conto dei signori Denardi Gianni, Denardi Angelo, Denardi Antonia, Denardi Paolo, Meneguzza Alessandra, Pagotto Cinzia, Posocco Carla, Schiocchet Maria, Tomasi Diego, Tesser Cristiana, Segat Stefano e Segat Rudi. Udita la proposta di controdeduzione tecnica all'osservazione numero 1, predisposta dal tecnico incaricato architetto Sacchetto, unitamente all'ufficio urbanistico pianificazione territoriale, acquisita al protocollo 31.757 del 2/9/24. Non pertinente. Non pertinente. Votiamo. Sì. Aspetta che faccio partire la Favorevole votazione. significa non Sì. pertinente. Mantieni presenze, bene. Bene, votiamo. Sì, favorevole. Votato tutti? Sì. Chiusa votazione. Favorevoli 16. Approvata. All'unanimità. La controduzione. È accolta. La seconda, per favore, mi indica qual è. La Sì, ma la seconda. controdeduzione è approvata. Sì. È come il referendum. Allora, la seconda è questa. Al massimo Adesso la leggo. Eccola qui. Allora, l'osservazione numero 2 acquisita al protocollo 19.302 con integrazione acquisita al protocollo 19.342 sottoscritta dal signor Sonego Valerio. Udita la proposta di controdeduzione tecnica all'osservazione numero 2 predisposta dal tecnico incaricato architetto Sacchetto unitamente all'ufficio urbanistico e pianificazione territoriale acquisita con protocollo 31.757. Non pertinente neanche questa. No, è su un allegato che non abbiamo. Allora, la contribuzione all'osservazione 2, l'osservazione presentata non ha rilevanza ai fini urbanistici in quanto l'osservante specifica solamente i costi sostenuti dal Comune negli anni per la gestione della discarica e contesta l'esproprio oneroso a carico dell'ente nei confronti dei privati. Apro votazione, mantieni presenza. Bene, possiamo votare. Chiusa votazione, favorevoli 16, unanimità. Passo alla terza osservazione. La stessa la trovo anche qui. Aspetti che sto scritto un po' più. Tutto questo? 8 punti?
Questa è bella lunga. Controdeduzione all'osservazione numero 3. Il Comune intende avviare una procedura espropriativa non tenendo conto di quanto prevedeva la convenzione sottoscritta nel 2010, rinnovata nel 2017. Gli osservanti avevano dato in concessione perché vi venisse coltivata una discarica di inerti e la restituisse una volta completata la fase post-operativa. L'esproprio preclude qualsiasi possibilità di restituzioni delle aree e vanificato l'obiettivo dei privati proprietari di collaborare con l'amministrazione comunale per risolvere il problema delle presenze non conformi ai conferimenti abusivi e incontrollati che nel tempo si sono verificati. La procedura espropriativa si configura come un recesso unilaterale da parte del Comune dall'accordo sottoscritto tra le parti che, ai sensi dell'articolo 21 della legge 241/90, è ammesso solo nei casi previsti dalla legge o dal contratto. La convenzione sottoscritta non viene chiesto all'amministrazione come intenda procedere in merito alla convenzione. Punto 4. Il Comune ha sempre avuto la disponibilità delle aree per eseguire i lavori previsti e pertanto non ha necessità di procedere all'esproprio. L'esproprio viene motivato dal Comune con la necessità di acquisire l'area per accedere a finanziamenti PNRR, ma non viene esplicitato quale sia il dettato normativo che imponga tale presupposto. Punto 6. Il Comune nel 2023 aveva anche proposto di costituire un usufrutto a suo favore per il tempo necessario ad eseguire i lavori e poi restituire le aree. Punto 7. Viene diffidato il Comune a versare entro 15 giorni dall'osservazione la penale di euro 3.000 mensili previsti dalla Convenzione e partire dall'ultima proroga concessa dall'1/9/2022. Per l'anno 2023 è maturato il canone di euro 1 al metro quadro. Punto 8. Viene contestata l'indennità di esproprio di 0,80 euro al metro quadrato, calcolata per la zona F, calcolata sulla base di una stima generica e non documentata. Attualmente il piano urbanistico classifica le prevede alcune forme di recesso, aree verdi di rispetto tutelato e catastalmente i terreni sono classificati agricoli, quindi l'indennità deve essere maggiore. Non è stato rispettato l'indennità di deprezzamento residuo dell'area che non viene espropriata. Le controdeduzioni all'osservazione 3. L'osservazione presentata non ha rilevanza ai fini urbanistici, in quanto l'osservante contesta gli oneri d'esproprio calcolati dal Comune in base alla gestione delle aree negli anni. L'osservazione non ha valenza urbanistica in quanto risulta quindi non accoglibile. Cosa è successo? Dobbiamo votare anche questo. Sì. Devo chiudere questa? Prego, si può votare. Hanno votato tutti, chiudo la votazione. Anche questa votazione favorevole all'unanimità. Facciamo la votazione finale di approvazione della variante. Adesso facciamo la votazione finale di approvazione della variante. Prego. Dichiarazione di voto. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto il nostro voto sarà senz'altro favorevole. Diciamo si conclude un percorso difficile, reso poi ancora più difficile dalla prematura scomparsa nel 2021 dell'allora legale rappresentante della ditta CRP. Vorrei qui ringraziare l'ex sindaco Miato che ha lavorato giorno e notte per riuscire poi a risolvere, a portare avanti la questione cercando di risolverla. Ringrazio la nuova amministrazione che comunque ha portato avanti il lavoro fatto, ringrazio gli uffici che tanto hanno corso in quest'ultimo periodo, perché sappiamo che c'è fortunatamente siamo stati assegnatari di un bel bando PNRR che ci ha tolto tante castagne dal fuoco, ogni tanto ci abbiamo creduto e abbiamo ottenuto, e quindi mi auguro poi che il futuro riservi la continuazione di quel, io lo chiamo sogno, di avere il bel parco fotovoltaico al posto di quello che adesso era una discarica. Quindi il nostro voto sarà senz'altro favorevole. Grazie consigliere Posocco, do la parola al consigliere Darè. Grazie, buonasera a tutti. Mi aggiungo a quanto detto dal collega Gianluca Posocco. È stato un lavoro difficile, una discarica che sarà aperta nel territorio vittoriese e che ha coinvolto varie amministrazioni con difficoltà di gestione e soprattutto difficoltà anche ambientali e politiche. Finalmente si è riusciti anche, grazie al PNR, portare a casa queste energie economiche che servono e sono proprio per chiudere questa vicenda, sperando così di arrivare a questo parco fotovoltaico che possa dare ulteriori, diciamo, benefici economici all'amministrazione comunale. Quindi io grazie ancora agli uffici comunali, chi ha lavorato in questo frangente, e al sindaco che era l'assessore competente di questa cosa. Quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie consigliere Darè. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora passiamo alla votazione. Prego consiglieri, votate. Bene, voto all'unanimità, 16 favorevoli. Passiamo all'altro punto dell'ordine del giorno. Grazie. Terzo punto all'ordine del giorno, variante numero 71 per la riclassificazione urbanistica di un'area in zona industriale tra la linea ferroviaria e via Podgora. Approvazione, illustra la delibera, l'assessore Dus, immagino. Prego, assessore Dus. Sì, anche questo si tratta di un iter che aveva avuto un suo inizio sempre nella passata amministrazione, precisamente l'adozione è avvenuta il 20 dicembre del 2023 e quest'oggi noi procediamo con l'ultimo step che è legato all'approvazione di questa variante. Si tratta di un'area di 25.651 metri quadri che appunto è sita nelle vicinanze di via Pogdora, è un triangolo rettangolo, diciamo, di area che sta ai confini tra la ferrovia e via Pogdora.
In quest'area qui attualmente noi abbiamo fondamentalmente due destinazioni urbanistiche, una F1 perché aveva sede il vecchio depuratore che è dismesso da oltre 10 anni della nostra città, e l'altra porzione invece era legata a una classificazione come D7. La prima porzione aveva una superficie di 5.900 metri, invece la seconda era più consistente perché era di oltre 19.000 metri quadri. Quello che facciamo ora è appunto andare in approvazione a questa variante con una destinazione che è più consona rispetto all'ambito dove si inserisce, quindi con una destinazione finale di ambito D2 e quindi ambito industriale. Sono stati completati tutti gli iter e in particolar modo non sono pervenute osservazioni come invece erano venute per la variante precedente. È stata valutata la non necessità di VINCA, di valutazione di incidenza ambientale, e si sono espressi l'US 2 e Piave Servizi con pareri favorevoli. Niente altro da aggiungere, sono qua per eventuali altre domande. Grazie, c'è qualche intervento? Allora, se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione. Prego, consigliere Tonon. Fra l'adozione 20 dicembre 2023 e l'approvazione settembre 24 sono intervenute quelle risposte che ci avevano lasciati perplessi, forse i colleghi si ricordano anche che erano relativi alle distanze rispetto alla ferrovia. Domande che allora non avevano ottenuto probabilmente perché intervenute nella stessa seduta del Consiglio Comunale una risposta. Essendo venuti meno quei dubbi e ritenendo, lo sottolineo perché lo avevamo già nel verbale lo si legge nel verbale della seduta del 20 dicembre 2023, sostenuta la volontà da parte dell'allora minoranza, oggi maggioranza, di sostenere le attività in zona industriale, posto che era stato presentato dall'assessore Antiga una varietà di risposte rispetto all'iter che era stato intrapreso, ma su questo vabbè, transeamus. Dicevo, avendo già sostenuto allora l'importanza di sostenere le attività in zona industriale, il nostro voto è favorevole. Grazie. Grazie consigliere Tonon. Ci sono altre dichiarazioni? Al consigliere Gian Antonio Larè. Sì, sempre per le stesse ragioni di quella serata c'è stata questa discussione sui 30 metri della ferrovia che è il margine diciamo, tecnico che le ferrovie dello Stato chiedono diciamo, sulle costruzioni non in essere, perché se andiamo chiaramente a salsa i 30 metri sono ridotti a 3, però erano altri tempi. Credo che quell'operazione sia stata un'operazione portata avanti, magari mai specificata dall'assessore Antiga, ma documentata molto bene,
Questo darà la possibilità a una grossa azienda che sta sul nostro territorio di avere un ulteriore sviluppo, viste anche la carenza ormai territoriale della nostra zona industriale. Quindi questo è un motivo in più. È chiaro che noi siamo tutti favorevoli, prima perché l'abbiamo proposta, adesso perché ne vediamo la soluzione, porterà nelle casse del Comune buone risorse per quelle che erano il vostro programma elettorale, ovvero Villa Papadopoli. Caro Sindaco e caro Presidente, grazie. Grazie consigliere Darè. Vediamo se ci sono altre dichiarazioni, altrimenti passiamo alla votazione. Prego consiglieri, votate. Sempre l'ultimo. Bene, hanno votato i 16 consiglieri, 16 favorevoli, unanimità. Grazie, passiamo al prossimo. Immediata esecutibilità. Non c'è? Consigliere Darè, non c'è. Allora passiamo al punto numero 4, Commissione Comunale per le Pari Opportunità, nomina di componenti di competenza del Consiglio Comunale. Se vuole intervenire l'assessore, prego. Allora, do la parola all'assessore Laura Ceccarini. Grazie, buonasera. Allora, con questa votazione diamo inizio all'iter per il rinnovo della Commissione Comunale per le Pari Opportunità, un organismo permanente, consultivo e di proposta al Consiglio Comunale e specifichiamo di volontariato, non essendo previsto nessun rimborso spese o altra retribuzione. La Commissione Pari Opportunità è una bella occasione di partecipazione attiva della cittadinanza, di conoscenza delle varie realtà che compongono il nostro tessuto sociale e di confronto tra persone che hanno a cuore le pari opportunità, intese nel senso più ampio possibile, intese come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo, per ragioni connesse al genere, religione, convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico, quindi veramente un tema molto molto ampio. Ricordo che il regolamento stabilisce che la Commissione sia così composta. Ci sono i componenti di diritto, l'assessore con delega alle pari opportunità, con funzione di vicepresidente, la sottoscritta, il consigliere comunale eletto con la maggior cifra individuale costituita dal numero dei voti di lista aumentata dal voto di preferenza, quindi la consigliera Marta Denardi. Poi ci sono i componenti eletti dal Consiglio Comunale, 2 membri designati dai gruppi di maggioranza e 2 membri designati dai gruppi di minoranza tra soggetti non appartenenti al Consiglio Comunale, a scrutinio segreto con l'espressione di una preferenza. Ed è la votazione che ci accingiamo a fare oggi. Per completezza ci sono altri 7 componenti scelti dal sindaco tra le candidature presentate a seguito di un avviso pubblico, quindi altri 7 cittadini, anche espressione delle varie associazioni del territorio, che faranno un'autocandidatura e che quindi verranno vagliate. Grazie Assessore. Ci sono interventi? La parola a Irene Cutifani. Buonasera a tutti e tutti.
Questo mio intervento è motivato dalla volontà di portare attenzione su una commissione quanto mai importante e necessaria, perché risponde a un'esigenza, ma ahimè anche ad un'urgenza, e poi quella che in certi casi purtroppo diventa un'emergenza, soprattutto nel periodo storico e sociale che stiamo vivendo. Rispetto a 25 anni fa, quando veniva istituita la prima commissione pari opportunità Vittorio Veneto, il panorama di riferimento è cambiato, la società si è modificata e anche i temi hanno cambiato forma e hanno assunto una complessità diversa. Questo è accaduto perché sono stati aperti dibattiti e il tema delle pari opportunità è arrivato dentro le nostre case e dentro le vite di tutti noi. Per questo motivo nel 2017 la composizione e il regolamento sono stati aggiornati e le campagne di sensibilizzazione sono riuscite a sfondare un primo muro, quello di portare il tema nella comunicazione quotidiana, di inserire termini che prima non si poteva nemmeno immaginare di dire. Parole che prima erano usuali oggi ci sembrano irrispettose o denigratorie, pensiamo al termine handicappato. Le parole definiscono e costruiscono realtà, rendono immaginabili e concreti mondi che prima rimanevano solo ideali. Ecco perché colgo l'occasione della nomina dei membri della Commissione Pari Opportunità per far riflettere su come l'uso in questa sede degli appellativi di consigliera, assessora, sindaca, tutti qui ben rappresentati, che forse faranno storcere il naso a chi ritiene che non siano adatti ad un contesto istituzionale, non siano solamente una scelta formale, ma anche sostanziale, perché il linguaggio veicola messaggi che diventano poi modi di agire, abitudini e infine anche valori culturali condivisi. Le parole aprono alla costruzione di mondi possibili, quindi, e diversi da quelli in cui purtroppo necessitiamo, per esempio, delle quote rosa per avere il diritto di sedere in posizioni che per qualche motivo non dovrebbero spettarci e che con l'imposizione ci vediamo ancora di più togliere perché offertici per generosa concessione e privandoci di valore e contenuto. Siamo sicure e sicuri che le persone che faranno parte di questa commissione avranno cura dei temi, delle modalità e delle persone soprattutto, perché il nome di questa commissione lo chiede parità, non uguaglianza. Parlare di uguaglianza significa pensare che ci sia qualcuno che definisce una norma e qualcun altro che è separato, diviso, lontano da questa norma, per il quale bisogna trovare le strategie perché anche lui riesca ad arrivarci, lì dove gli altri sono già arrivati, con l'appiattimento quindi delle differenze e la cancellazione delle soggettività. La parità invece chiede un cambiamento del punto di vista. Abbiamo da poco assistito allo spettacolo delle Paralimpiadi e all'emozionante cerimonia di apertura, che è proprio un esempio di come si chieda parità e non uguaglianza. L'essere visti e assumere nuove prospettive per creare una rigenerazione di responsabilità sociale e non l'adesione ad una norma predeterminata. La differenza va quindi rivendicata, ma come valore aggiunto. Ma qual è il valore che cerchiamo nella differenza? Quello di mettere in discussione il nostro modo di vedere, di vivere il quotidiano, di viverci come persone in una comunità fatta di individui in necessaria relazione tra di loro e anche con l'ambiente in cui vivono. Un'ultima considerazione. È auspicabile la collaborazione di tutti i membri della Commissione per far sì che i temi diventino argomento politico, vengano cioè portati fuori dalla sfera privata. Rendere politico il privato non significa strumentalizzarlo, non significa fare del privato una bandiera. Questa è l'idea di politica che non ci piace, che allontana dalle questioni quotidiane di chi vive realmente le difficoltà. Rendere il privato politico significa includere i problemi e i bisogni delle singole persone nello spazio di tutta la comunità, renderli un tema di tutti, entrare nelle vite di tutti. Mettere in discussione quello che privatamente tutti facciamo, perché il comportamento quotidiano di ognuno di noi è per forza di cose collegato a fenomeni più ampi che afferiscono alla sfera pubblica. Ecco allora che l'impegno dovrebbe essere quello di collaborare e non trasformare anche questo in un terreno di scontro politico, nel senso più piccolo del termine però, di ideologie e schieramenti. Al centro dovrebbero esserci le persone, la formazione, lo studio di strumenti, la messa in discussione di posizioni personali, la condivisione e l'apertura a punti di vista inediti.
Siamo sicuri che le persone pensate, votate e scelte per far parte di questa commissione sapranno valorizzare i temi e mettere in discussione narrazioni normocentriche per ampliare il più possibile la questione e trovare soluzioni nuove, guardando lateralmente, per accorgersi che solo un'azione collettiva può portare ad una soluzione collettiva. Grazie. Grazie consigliere Cutifani. Do la parola al consigliere Posocco. Grazie. Io rapidamente vorrei ringraziare tutti i componenti della precedente commissione pari opportunità, perché era un gruppo di persone che hanno, al di là dell'appartenenza politica, hanno agito in sintonia, collaborando e concretamente portando avanti progetti importanti che hanno fatto riflettere. Mi viene in mente il progetto I colori della violenza, per esempio. E quindi io mi auguro che la prossima commissione, i prossimi componenti, a me basterebbe che agissero come ha fatto la precedente commissione, veramente. Quindi da parte mia, veramente li ringrazio per il lavoro fatto e appunto un buon lavoro a chi verrà dopo. Grazie. Grazie consigliere Posocco. Do la parola al consigliere Uliana, prego. Sì, anch'io nel ringraziare con tutto il cuore il gruppo precedente. Non ho dubbi che il lavoro che verrà fatto dalla futura commissione sarà in linea e potrà ottenere i risultati che abbiamo già visto ottenere precedentemente, perché è un tema sul quale evidentemente, anche da quanto ha detto la consigliera Cutifani, hai toccato dei punti sensibili molto, molto importanti. È un tema quindi che sta a cuore a tutti. Noi del gruppo La Persona al Centro proponiamo Fiammetta Guariento. Grazie consigliere Uliana. Poi ognuno dichiarerà le candidature. Do la parola al consigliere Carnelos. Sì, dunque volevo rassicurare la collega Cutifani sul fatto che Vittorio Veneto ha una tradizione, lunghissima tradizione, sui concetti egregiamente espressi dalla collega. Abbiamo la commissione da ben 25 anni e se facessimo una statistica a livello nazionale sicuramente ci accorgeremmo che siamo stati fra i primi paladini di questa commissione. Volevo ringraziare anch'io la commissione smontante e ovviamente salutare quella montante. E credo che sulla scia di quanto è stato fatto in passato, perché vedete, bisogna conoscere la storia anche politica di una città. Vedete, in commissione, mentre è normale, come si può dire, nella dialettica consigliare che vi possano essere scontri, vi possono essere diversità di opinioni, in realtà nella commissione pari opportunità mai vi sono state, come si può dire, controversie o visioni contrapposte. E questo è, come si può dire, la prova provata della efficienza ed efficacia che ha avuto la Commissione nel tempo. Vero, le persone passano, ma l'istituzione rimane. E vedete, per quanto riguarda la Commissione Pari Opportunità, sono sicurissimo che vi sarà, come si può dire, un passaggio dolce, anche perché non è che si debbano fare le scoperte dell'America. Le problematiche di 5 anni fa sono le stesse attuali, se ci pensate. Potrebbero, ovvio,
che ciascun componente porterà, come si può dire, il suo vissuto quotidiano, le sue esperienze quotidiane. Anche, e finisco, anche il privato nel pubblico, anche lì è un discorso delicatissimo, con un aspetto, che il privato è politica. La politica è nata ed è sorta come l'arte per dare soluzione ai problemi privati che hanno le persone. Ovvio, privati non nel senso utilitaristico del termine, ma nel senso della importanza collettiva che hanno le esperienze private. Diverso l'aspetto della privacy. E in ogni caso, quando i comportamenti privati hanno una rilevanza che non è pubblica nel senso del bene comune, ma dei reati, ecco che in quel caso abbiamo le leggi che intervengono. Finisco dicendo che nell'evoluzione nel tempo, visto che sia l'assessore che il consigliere Codifani hanno parlato della diversa evoluzione anche, come si può dire, contenutistica che ha quel termine così sembra neutro di pari opportunità e nelle varie evoluzioni, vorrei ricordare come nella politica anche quella pari opportunità che purtroppo talvolta, sappiamo, siamo vissuti in un'epoca patriarcale, è indubbio che probabilmente è ancora una società maschilista. In ogni caso dico sempre che quando c'è un valore intrinseco della persona, a prescindere da commissioni o non commissioni, da leggi che garantiscono le quote o non quote, questo nostro Paese ha avuto tantissime donne che si sono fatte onore, tantissime donne che molto meglio dei maschi hanno dato risposte ai problemi collettivi, ce ne sono state a livello nazionale e anche in questo Consiglio, se guardiamo un po' alla storia, vedremo delle fulgide figure che senza bisogno di quote rosa, senza bisogno di commissioni, si sono fatte strada con la lotta e con la battaglia, con il loro essere donne e col portare i loro valori e farli prevalere molte volte sui valori dei maschi. Grazie. Grazie consigliere Carnelos. La parola a Gian Antonio Darè. Grazie Presidente. Mi associo naturalmente e condivido quanto detto da chi mi ha preceduto. Naturalmente la Commissione Pari Opportunità è composta da maggioranza e opposizione, ma in realtà una volta fondata è una sola Commissione che difende principi e valori che sono propri della nostra società civile. Quindi credo che in questo Consiglio Comunale da sempre, ormai ci sono come l'amico Tonon, qualcuno è arrivato prima, ma insomma questo è il mio 21esimo anno, quindi non ho mai visto grosse difficoltà su questo punto, quindi mi associo a quanto chi mi ha preceduto ha ribadito e naturalmente io propongo Matteo Artuso quale gruppo Toni Darè. Grazie consigliere Darè. La parola al sindaco Bagliana.
Sì, grazie. In qualità di sindaco mi sento in dovere di unirmi ai ringraziamenti relativamente al lavoro fatto dalla precedente commissione, dalla commissione uscente, dai membri di commissione e mi unisco anche nell'auspicio che la prossima commissione porti avanti un lavoro proficuo come quella uscente e che addirittura il lavoro svolto possa incidere in modo importante in vari ambiti della società e quindi avere anche delle relazioni nei vari mondi a livello scolastico o istituzionale. Quindi auguro davvero un proficuo lavoro e chissà che anche qualche magari proposta di commissione possa arrivare anche nell'aula consigliare con magari qualche proposta di delibera. Grazie. Grazie Sindaco. La parola al consigliere Roberto Tonon. Grazie Presidente. Il ringraziamento non va solo all'ultima commissione da parte mia, ma anche alle precedenti, visto che il collega Carnelos ha citato il numero di anni da 25 che è istituita. Poi nel 17, su iniziativa dell'assessore Denardi, è stato modificato la conformazione. Io, se devo essere molto franco, non mi sorprenderei, anzi auspicherei che non fosse proprio in linea esattamente con la commissione che è passata, ma non perché abbia fatto male, semplicemente perché se ci sono voci nuove, persone nuove, è bene, a parer mio, che portino idee nuove, se no rischieremo di sclerotizzarci e continuare a fare sempre solo le stesse cose. D'altro canto anche la commissione scorsa ha continuato, per esempio la questione delle panchine, esattamente in linea con quella che era la commissione precedente e per altri versi invece ha cambiato prospettiva. Per cui io auguro che ci sia anche una evoluzione. D'altro canto, se i problemi, ahimè lo dico, si ripetono e sono gli stessi, io mi auguro che le soluzioni possano anche essere diverse a favore proprio di questa pari opportunità. Per quanto riguarda i componenti indicati dalla maggioranza sono l'avvocato Giovanna Vascellari e il dottor Marco Zardetto. Grazie. Grazie consigliere Tonon. Se non ci sono altri interventi, la votazione è a scrutinio segreto e si può esprimere un'unica preferenza. I nomi li avete già sentiti, 2 proposti dalla maggioranza e 2 dalla minoranza, quindi passiamo adesso alla votazione. Invito gli scrutatori per lo spoglio.
Grazie. Allora, Giovanna Vascellari, 1, 2, 3, 4, 5 preferenze. Matteo Artuso, 2 preferenze, minoranza. Sì. Marco Zardetto per la maggioranza, 1, 2, 3, 4, 5, 6 preferenze. Marco Zardetto. Per la minoranza Guariento Fiammetta ha 2 preferenze e una scheda bianca o nulla. Gli scrutatori mi confermate? Nulla? Non cambia niente. Quindi sono consiglieri presenti 16, hanno ottenuti Vascellari 5 preferenze, Zardetto 6 preferenze, 2 preferenze Guariento e 2 preferenze Artuso. Schede bianche 0, schede nulle 1. Quindi adesso votiamo. Non di dare atto. Non serve la votazione, i componenti sono questi. Non serve la votazione. La presa d'atto. Quindi con separata votazione elettronica a parte di così. Allora votiamo l'immediata esecutività. Un attimo, commissione, questa è, chiudo la cosa. Prego consiglieri, votate. Grazie, hanno votato in 16, favorevoli 15, un astenuto, approvata l'immediata esecutività. Passiamo ora al punto numero 6, Commissione consigliare temporanea area ex Fassina ex Carnielli, illustra la delibera l'assessore Dus. Sì, come sapete questa è una commissione che esce un po' dall'alveo delle nostre commissioni istituzionali, ma è una commissione che ormai ha una sua storicità in quanto sono diversi anni, che da diversi anni è stata istituita. Nasce con l'idea di coinvolgere i consiglieri e lavorare su un particolare punto della nostra città, che è l'area appunto ex Fassina Carnielli. Un'area che è un'area degradata, un'area che è rimasta per molti anni fondamentalmente abbandonata e che poi attraverso una serie di operazioni urbanistiche e di compravendita è stata acquisita da un privato
e negli ultimi anni appunto è iniziata quella che viene definita una rigenerazione. Una rigenerazione che non ha solo uno scopo urbanistico, ma ha soprattutto uno scopo ambientale e di tipo sanitario, in quanto l'area, come sapete, è interessata da un grande inquinamento di cromo esavalente nel sottosuolo e di copertura in amianto nel soprassuolo e in alcune parti delle superfici dell'immobile. L'immobile si trova all'interno del centro cittadino e ricopre una notevole superficie, e sono iniziati alcuni anni fa i primi lavori di bonifica dell'area che hanno interessato appunto l'amianto e in parte anche il contenimento del cromo. La Commissione ha avuto sempre lo scopo negli anni di porre una particolare attenzione, un particolare focus su quest'area, affinché i consiglieri potessero appunto esaminare e seguire giorno dopo giorno, mi viene da dire, gli sviluppi di quest'area. È stata quindi nostra intenzione naturalmente quella di ricostituire la Commissione, darle una nuova vita, e personalmente ho già contattato la proprietà dell'area per capire un po' dove eravamo rimasti. Dove eravamo rimasti nel senso che ci sono ancora delle operazioni ambientali da concludersi, rilevanti, e poi c'è da capire appunto qual è il futuro sviluppo urbanistico di tutta quell'area. Credo sia una commissione molto importante, molto centrale per la vita della nostra città e anche del nostro Consiglio, e quindi ho piacere insomma che venga costituita e ricostituita al più presto perché possa ricominciare a lavorare. Grazie. Grazie Assessore. Se ci sono interventi, prego. La parola all'assessore Giovanni Braido. Rimane nell'inconscio, Grazie. Sai che sono allergico al rosso. Allora, cercherò di essere vellutato, anche perché sapevo che su questo punto avrei detto qualcosa. Solitamente si dice che quando non si sa cosa fare, si fanno le riunioni, quando si vuole insabbiare o rallentare qualcosa, si fanno le commissioni. Sono 40 anni che c'è questo problema. Da qualche anno a questa parte, se non sbaglio, parlo da cittadino perché non mi sono interessato e non ho voluto neanche interessarmi, nel senso specifico documentale, c'è una proprietà e adesso c'è un'amministrazione. Allora, quello che ho sempre detto, e ho detto anche in campagna elettorale, bisogna avere il coraggio di decidere. Cosa vuol dire? Vuol dire che un sindaco, perché per me è il sindaco, un sindaco insieme all'assessore all'urbanistica si trovano con il privato, decidono più o meno quello che si può fare o quello che non si può fare, la cosa si porta in giunta e poi alla maggioranza. Poi se c'è qualche consigliere, perché sicuramente ci sarà qualche consigliere che non gli va bene qualcosa, non è un problema perché ci siamo io e Toffoli qua che vi diamo l'appoggio. Però le cose devono andare avanti. Ormai siamo nel 2024. Ero vice sindaco nel 1999, famoso spazio 1999 per chi ha la mia età. E credo che ormai la gente di commissioni varie, inutili, nelle quali bisogna dare dei posticini, come chiamiamo le marchette istituzionali, per chi non è entrato in lista magari, non è stato eletto consigliere, credo che ormai la gente sia stufa di questo. La gente
ha votato il 40% tra l'altro al ballottaggio, il 50% per quello che riguarda il primo turno, ci ha dato un segnale molto chiaro a tutti che vogliono fatti, non vogliono commissioni. Bisogna che il sindaco, qui lo dico visto che a voi piace tanto la fluidità di genere, tiri fuori gli attributi e porti avanti questa cosa. Ma la deve portare avanti lei, deve assumersi la responsabilità di mostrare la faccia insieme all'assessore all'urbanistica e risolvere questo problema. Perché ne abbiamo sempre parlato, commissioni su commissioni. E purtroppo, so che a voi non piace queste cose, ma a volte ci vuole anche l'uomo forte o la donna forte, e queste cose bisogna deciderle, perché l'inquinamento è lì da 40 anni, abbiamo una struttura che è fatiscente, non facciamo come le amministrazioni precedenti, compresa la mia probabilmente, cerchiamo di fare qualcosa. Grazie. Grazie consigliere Braido. La parola al consigliere Thomas Toffoli. Buonasera a tutti. Mi ricollego alle parole interessanti del collega ex candidato sindaco della nostra coalizione di centrodestra, quale rappresentiamo attualmente in questo Consiglio. Io mi propongo a questa commissione dell'ex Carnielli e Fassina un tema che abbiamo portato in campagna elettorale, un problema importantissimo per la città, soprattutto per i cittadini della città, che va risolto, come marcava Giovanni Braido, soprattutto per metterlo in sicurezza, per la sicurezza dei nostri cittadini, visto quello che hanno riscontrato le analisi ambientali e tutte le ricerche che sono state fatte, e che quindi assieme al sindaco, alla giunta e a tutta l'amministrazione comunale, come diceva Giovanni, serve una donna, un uomo, tante persone forti, in modo che in questi 5 anni andiamo a risolvere questa problematica. Quindi Fratelli d'Italia c'è, serve anche sicuramente per queste bonifiche interessanti l'intervento anche del governo, il governo di Giorgia Meloni c'è, e quindi buon lavoro alla nuova Commissione. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Carneros, prego. Credo che il consigliere Braido meriti una replica, anche perché non è una mammoletta, ha detto lui stesso che nel 99 aveva un ruolo importante e determinante. Io all'epoca ero all'opposizione fra questi banchi. Se è così semplice la risoluzione del problema, mi domando come mai non ci sia riuscito allora. In realtà non ci sono riusciti perché le cose complesse non hanno soluzioni semplici, e perché quando un problema mette in relazione interessi privati, privatissimi, e interessi pubblici, è chiaro che se chi rappresenta l'interesse pubblico rimane con la schiena dritta, si trova talvolta con gli interessi privatistici che fanno muro e che non vogliono la soluzione del problema, magari aspettando nel tempo che arrivino quelli che la schiena dritta non ce l'hanno e che facilmente si piegano. Ecco, sicuramente non so se verrà risolta la questione. Certo, mi sento di dire che fra i miei colleghi di maggioranza siamo persone, tutte d'un pezzo, che non si piegano
piuttosto di piegarsi, si spezzano. Non saremo né concavi né convessi, siamo schiena dritta. Ed è indubbio che il problema, se sarà risolto, lo sarà perché si è riusciti a trovare la quadra per la tutela dell'interesse pubblico. Perché il mio collega Braio sa benissimo che sarebbe molto semplice risolvere il problema nascondendo gli occhi verso certe problematiche e dicendo a tutto quello che ti chiede il privato. Semplice, sapete? Però da sta parte non ci sentiamo. Il problema è che non vorrei che dopo i passati profitti privati, ora i costi non siano pubblici. Perché, vedete, molto spesso si dà la colpa al pubblico di ciò che hanno fatto i privati. Ed è molto semplice farlo. Allora, io credo che la Commissione sia importante e credo che anche il consigliere Braido, c'era anche allora quella commissione e immagino, di cui non so se facesse parte, ovviamente non ricordo se avesse quelle deleghe, ma evidentemente anche allora vi erano delle richieste private che il pubblico, a prescindere che fosse rosso celeste o rosa pallido, non poteva dire di sì. Ecco la ragione del tempo. E guardate, e finisco, questo si riallaccia bene al primo punto, anzi al secondo punto all'ordine del giorno, intendo dire come si chiama? La cava di Forcallo. Perché anche là, vedete, tutto ha avuto origine e la problematicità è sorta perché i privati hanno fatto il loro interesse e hanno scaricato sul pubblico gli oneri e non avremmo risolto nemmeno questa volta quel problema se non ci fosse stato il PNRR. Come si può dire? È stata l'ancora di salvezza che ci ha potuto, credo, far risolvere il problema. Perché, mi pare di ricordare, è di 1,5 milioni il costo. È vero, si dice non sono soldi del comune, non sono soldi. In realtà sono comunque soldi pubblici, se ci pensate. Vero, voi potreste dirmi, beh, magari ne arriveranno anche per bonificare l'ex Carnieri. Ecco, questo volevo dire. Grazie, scusatemi la lunghezza. Grazie consigliere Carnellos, la parola a Gian Antonio D'Arè. Grazie. La discarica di Forcal ha una vicissitudine abbastanza lontana e contorta, anche perché dopo aver fatto l'estrazione c'è stata anche una discarica, anche mi pare anche comunale. Quindi si va a risolvere un problema che effettivamente si è trascinato per diverse amministrazioni di qualsiasi colore e genere, con difficoltà, diciamo, proprio di completare, e finalmente questa sera arriviamo e diciamo una parola fine grazie al PNRR. Voglio ricordare che
e quei soldi, il terzo contribuente in Europa è l'Italia, quindi sono soldi anche nostri per un terzo, quindi non è che ci li hanno regalati. Invece, tornando invece sul Carnielli, il Carnielli la conosco bene, avendoci lavorato nel 1972, è stata un'azienda che era leader in Europa e forse nel mondo per quello che è stata. Purtroppo poi è andata a finire come è andata a finire, il cromo esavalente veniva buttato in falda e questo ha provocato quell'inquinamento che tutti noi sappiamo, perché la complicanza, diciamo, del Carnielli e l'ex Fassina sta proprio anche in queste cose. Allora, entrare nel merito e risolvere il problema, la commissione non serve, sì, nulla serve. Queste cose vanno discusse, vanno portate avanti, anche perché c'è un interesse pubblico e privato. È chiaro che il privato che intende investire in quell'area deve avere poi dei profitti, deve avere comunque un qualcosa di utile, perché se no non esiste, perché il volontariato sì, ma sul privato c'è un investimento da fare, corposo, importante, con viabilità, cioè è estremamente complesso. Quindi questa commissione ha il dovere e il diritto di rappresentare questo Consiglio Comunale per la risoluzione del problema, non per fermare il problema. Prendo atto che su questo problema la maggioranza si arricchisce di due persone, lo ha detto lo stesso candidato a sindaco Giovanni Braido, che lui ci sarà comunque se la vostra maggioranza non avrà i numeri. Io dico che invece questo è un problema della città, non di destra o di sinistra, ma è un problema che va risolto nel suo complesso, essendo un'area a 500 metri dal centro. Allora, ben venga questa commissione, è una commissione che entri nel merito e cerchi di capire la soluzione di questo problema, perché è un problema che è sempre arrivato sul tavolo nelle varie amministrazioni, ma è rimasto lì. Ricordiamoci che non c'è solo la volontà del comune o dell'amministrazione, c'è da capire se c'è la volontà del privato di investire in quel sito con quelle problematiche che ha quel sito. Quindi tutti quanti devono fare anche forse un passo indietro e capire e trovare la soluzione, ricercare la soluzione, perché se entriamo e cerchiamo di trovare che uno prende di più e uno prende di meno, bene, questa commissione è già nata morta se abbiamo questi principi. Io penso che si deve entrare in questa commissione con uno spirito nuovo, la risoluzione del problema e cercare di capire da ambo le parti come si può venire fuori su quest'area. Grazie. Grazie, la parola al consigliere Tonon. Grazie Presidente. Mi faccio lo stesso augurio che si è fatto il collega Giovanni Braido. Spero che questa sia l'ultima volta che votiamo questa commissione, ma non perché non serva, perché mi auguro che si riesca finalmente ad arrivare alla soluzione del problema. Ma credo non guasti un po' di storia, perché mi permetto di dire che forse non ricorda bene, ma non è vero che nessuna amministrazione ha fatto alcunché. Anzi, l'amministrazione in cui lei era vice sindaco fece una variante urbanistica, perché quell'area era stata acquistata dal fallimento da un'impresa edile. Purtroppo, ovviamente all'interno di quell'accordo, era un piruea, c'era il compito, il dovere, la necessità per la città e il dovere da parte del privato di risanare da un punto di vista ambientale l'area. Purtroppo le cose non andarono bene per quel gruppo di costruzioni edili e a sua volta fallì. Quindi la palla venne presa in mano dalla curatela fallimentare, la quale propose per ben 7 volte all'asta, 7 esperimenti d'asta, e nessuno ebbe alcuna soluzione positiva. Talché l'allora curatore, il dottor Gianni Dall'Agata, venne in amministrazione e ci incontrammo con lui, con i suoi tecnici e con i tecnici del comune per tentare di trovare una soluzione.
quella che chi era in Consiglio Comunale, come il collega De Re ricorda allora, ci fu una drastica riduzione della cubatura e di conseguenza degli oneri, e questo fece sì che nel successivo esperimento d'asta, dopo aver approvato la variante in Consiglio Comunale, eravamo nel 19, messa all'asta, quella proprietà venne venduta e acquisita, come ha detto il vice sindaco nel suo intervento iniziale, comprata da un privato. Non dimentico però, perché non è sempre facile trovare le soluzioni, devo dire che c'è stata l'enorme disponibilità da parte del curatore fallimentare, che lo ricordo perché qualcuno allora in Consiglio Comunale disse un accordo con i privati. No, il curatore è designato dal giudice, quindi rappresenta la parte pubblica, non privata, e quindi era un accordo pubblico-pubblico fra il comune e il curatore fallimentare. Fra l'altro, mi ricordo c'era stata una piccola grandinata e ci arrivò pure da parte di uno dei consiglieri che oggi non è, allora minoranza, oggi non è fra questi banchi, una segnalazione no, è di carattere penale al sottoscritto e all'allora dirigente Antoniazzi. Per fortuna, d'accordo con il curatore fallimentare, avevamo messo i rilevatori per quanto riguarda l'Eternit che stava sopra i tetti. Non era di proprietà del comune, ma la denuncia era arrivata al sottoscritto, per fortuna era tutto in ordine. Cosa significa questo? Significa che ognuno ha fatto la propria parte, ogni amministrazione ha tentato di trovare una soluzione, si può essere d'accordo o no con quella soluzione, ma non si può dire che nessuno ha fatto alcunché. Tant'è vero che se non fosse stata quella variante, lei che è avvocato conosce sicuramente anche qual è la procedura, andate a vuoto i 7 esperimenti d'asta, sarebbe tornata alla vecchia proprietà fallita. E quindi come ci troveremmo oggi? Non con un grande gruppo che se non ricordo male fattura oltre 1 miliardo di euro l'anno come fatturato, e quindi presumo abbia le spalle sufficientemente grosse per tentare di risolvere il problema, ma con un problema che probabilmente sarebbe sulle spalle per buona parte dell'amministrazione. Per fortuna non è così. Da ciò il mio augurio alla città in primis, ma per il tramite di sindaco e vice sindaco, di poter tentare di risolvere definitivamente questo problema, così che la prossima amministrazione, me lo auguro, non debba più votare la commissione Carnielli. Grazie. Grazie consigliere. La parola al sindaco Bagliana. Sì, grazie. Intervengo per accogliere con impegno l'appello che ha fatto il consigliere Braido, e lo condivido e quindi lo facciamo proprio, anche perché sia io che l'assessore Dus abbiamo fatto parte per 5 anni, nei 5 anni precedenti, della commissione ex Carnielli, e quindi, diciamo, tra virgolette, abbiamo toccato con mano quelle che secondo noi sono le situazioni che hanno un po' compromesso quello che poteva essere uno sviluppo della questione, no? Quella che era forse la cosa da portare avanti. Vorrei ricordare che la questione ambientale è direttamente collegata alla questione urbanistica, di urbanizzazione dell'area, perché per una serie di questioni la bonifica, il progetto di bonifica partirà solo qualora sarà definito tutto l'aspetto urbanistico dell'area. Quindi motivo in più per cercare di trovare veramente un'intesa tra i vari soggetti che gravitano su quel comparto, perché ricordiamo che non c'è solo un soggetto, ma bensì sono altri 2 proprietari delle aree, e quindi anche nella precedente commissione noi più volte avevamo chiesto all'amministrazione
alla Commissione di fare come si può dire, di ricoprire il ruolo di mediazione tra i vari proprietari. Sappiamo che la situazione non è facile, perché appunto quando c'è le proprietà private naturalmente la cosa non è semplice, però noi assolutamente non dobbiamo sottrarci al ruolo che è il ruolo dell'amministrazione pubblica, quello di perseguire assolutamente il bene pubblico, in primis quello della bonifica dell'area, perché abbiamo un'emergenza di carattere ambientale e fortunatamente non ancora sanitario, però alcune volte siamo molto preoccupati per questo. Quindi l'auspicio lo facciamo nostro e pensiamo anche che più volte avevamo anche forse intravisto, anche nella precedente commissione, quale poteva essere la strada da seguire. Ci vuole veramente una volontà amministrativa e prendersi le proprie responsabilità, come lei completamente ha detto prima, e io spero vivamente e sono convinta che di poter percorrere questo percorso, naturalmente con il sostegno di tutti i componenti della commissione consigliare, perché se lo facciamo tutti assieme con lo stesso obiettivo siamo più sicuri di fare le scelte giuste e con le dovute modalità, anche delle volte di andare incontro a qualche interesse privato, a favore dell'interesse pubblico naturalmente. Grazie. Grazie Sindaco. Non vedo altri interventi. Allora, come è stato detto, la Commissione è composta dal Sindaco suo delegato come Presidente, dall'Assessore all'Ambiente, da 2 consiglieri indicati dalla maggioranza, che dovranno essere votati questa sera, e 2 consiglieri indicati dalla minoranza. Quindi io adesso invito i gruppi a indicare i consiglieri preposti. Grazie Presidente. A nome della maggioranza propongo i consiglieri comunali Fabio Braido e Lorenzo Errante. Grazie. Bene, Braido e Errante. Adesso do la parola a Gianluca Posocco. A nome della lista Toni Darè e la lista Persona al Centro proponiamo Gian Antonio Darè. Prego, grazie Posocco, prego Toffoli. Fratelli d'Italia e il gruppo Giovanni Braido propone Thomas Toffoli per le minoranze. Bene, adesso abbiamo i nomi, possiamo passare alla votazione. Prego consiglieri, votate. Chiudo la votazione. Allora, favorevoli 15, contrari 1. La delibera è approvata. Adesso dobbiamo votare l'immediata esecutività. Prego, consiglieri, votate. Allora hanno votato 16, favorevoli 15, contrari 1. La delibera è approvata. Grazie. E passiamo al prossimo
punto dell'ordine del giorno, il numero 6, individuazione degli organismi indispensabili di competenza del Consiglio Comunale anno 2024. Do la parola all'assessore Denardi. Grazie. Come sapete, sia il Consiglio Comunale sia la Giunta dal 2000 sono chiamati a individuare, secondo le rispettive competenze, e le commissioni, i comitati e gli altri organi collegiali ritenuti indispensabili per il proseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione comunale. Nel giugno del 2023 era stata da parte del Consiglio Comunale individuata l'elenco degli organismi indispensabili per l'esercizio finanziario 2023. Per il 2024 si propone l'elenco degli organismi collegiali indispensabili nelle 3 commissioni consigliari permanenti, quindi quella affari istituzionali, attività sociali, culturali, turistiche, sportive e informatizzazione, nella seconda territorio, sviluppo economico e polizia urbana, nella terza finanza e patrimonio, società partecipate. La commissione pari opportunità della quale avete appena integrato la composizione, la commissione consigliare Pirurea Area ex Farsine Carnielli, della quale nuovamente avete appena indicato la composizione, e la commissione per la valutazione delle civiche benemerenze, che era stata istituita nel 2023, al cui riguardo approfittiamo per ricordare che la Commissione si riunirà nel mese di dicembre e quindi chiunque può segnalare da qui a dicembre le persone che ritiene meritevoli di una civica benevolenza da parte della nostra città, in modo che queste segnalazioni possano essere valutate dalla Commissione a dicembre, quando questa si riunirà. Grazie. Ci sono interventi? Allora, se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Chiudo la Prego, consiglieri, votate. Allora, ho chiuso la votazione, favorevoli 15, contrari 1. La delibera è approvata, non c'è immediata esecutività. Grazie. Passiamo al 7° e ultimo punto dell'ordine del giorno. La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti. In realtà non è la nomina del collegio, ma del Presidente, mi sembra, no? Perché i revisori, la commissione è composta da tre componenti, 2 sono stati scelti per sorteggio e appunto la legge prevede che invece il Presidente viene eletto dal Consiglio Comunale in base a una lista di candidati. I nomi dei candidati li avete nella delibera e la votazione mi sembra che sia a scrutinio segreto, quindi invito a distribuire le schede. Interventi?
Non credo che ce ne siano. Questo qua non è ancora chiuso. Chi? Sì. Qualcuno ha chiesto. Prego, consigliere Posocco. Grazie. Allora, come premessa dico che in delibera erano correttamente indicati i nomi dei candidati. So che agli atti erano correttamente depositati tutti i curriculum dei candidati. Non ho avuto il tempo di passare a vedere gli atti cartacei e quindi a studiare i curricula di ogni candidato. Sarebbe stata, ma qui non ne faccio una questione di Stato, cosa corretta che magari assieme ai documenti digitali che inviate o nella stanza riservata ai consiglieri comunali, nell'area riservata ai consiglieri comunali, magari fossero presenti maggiori informazioni. Ma ripeto, colpa mia che non ho fatto in tempo nei giorni del deposito atti a salire in municipio e controllare e informarmi meglio. Di questi candidati io conosco, perché quando ero assessore alle attività produttivi ho collaborato diciamo, insieme al dottor Brum, che credo che sia una persona rispettabile, di certo non fa parte della mia corrente politica, lo sappiamo, però in epoca Covid, con i problemi che c'erano, diciamo che ho sempre trovato una sponda, diciamo, dei consigli e diciamo, abbiamo anche ottenuto assieme alle altre associazioni dei buoni risultati. Ecco, gli altri purtroppo, ammetto la mia ignoranza, ma non conosco i candidati. Adesso un attimo deciderò cosa fare assieme ai miei colleghi. Un'altra cosa vorrei dire che mi sta a cuore, perché vedo che il compenso è rimasto giustamente quello approvato nel 2020, un compenso congruo, coerente al valore del lavoro e dell'impegno che il Collegio di Revisori ha, perché veramente fanno un lavoro importante. Quella volta nel 2020 sono state dette tante parole, diciamo che secondo me l'allora minoranza ha avuto un attacco molto populista, molto ricco di demagogia, sono state dette parole grosse nei confronti dell'aumento dei revisori dei conti, non ne sto qua perché non è corretto rimangare quello che i membri della loro minoranza hanno detto rispetto all'aumento. Io mi aspetto un po' di coerenza adesso alla nomina del nuovo revisore, vediamo se la maggioranza adesso attuale chiederà, vista la situazione eccetera eccetera, di magari diminuire il proprio compenso, ecco, come auspicato dalla loro minoranza in Consiglio Comunale. Io non sono d'accordo, anzi, lo trovo correttissimo quello che andranno a percepire, però se la coerenza è ancora un valore, mi auguro che questo tema venga affrontato. Grazie. Grazie, consigliere Posocco. Gian Antonio Darè. Sì, io come il collega non ho visionato il curriculum, l'unica che conosco è Andretta Lorena, che è segretaria del PD, e quindi conosco solo questa, quindi di tutto questo. Mi ricordo però, come diceva appunto il collega, quando c'è stato da aumentare il compenso ai revisori dei conti, l'allora ora presidente De Bastiani ha chiaramente posto la condizione dicendo che era troppo alto e troppo oneroso. Adesso, visto che è presidente, sta a lei fare la proposta per
se era oneroso allora è oneroso anche adesso, quindi vediamo se cammin facendo magari ci ripensa. Grazie. Grazie consigliere Darè. Vediamo se ci sono altri interventi. La parola al sindaco Maliana, prego. Giusto per ricordare l'osservazione che avete fatto, l'aumento avvenne in pieno Covid, pieno periodo Covid, ok? Quindi noi all'epoca criticammo la scelta proprio per questa motivazione, visto che c'erano restrizioni economiche non indifferenti in quel periodo, dicemmo solamente di aspettare di passare il periodo Covid e poi in un secondo momento di valutare l'opportunità di eventualmente aumentare quello che è il contributo, l'impegno di spesa a favore del revisore. Era questa l'osservazione, era proprio nel merito di quel periodo storico che ha segnato tutti noi e che in quel periodo c'erano grosse difficoltà da un punto di vista economico. Grazie, passo la parola al consigliere Roberto Tonon, prego. Grazie Presidente. All'osservazione precisa e puntuale della sindaca ne aggiungo un'altra. Non solo eravamo in periodo Covid, erano state da poco nominate. Il collegio dei revisori per il quale è stato fatto l'aumento era da poco stato nominato, cioè quando aveva accettato l'incarico sapeva qual era l'emolumento che gli sarebbe spettato. Poco dopo hanno chiesto l'aumento. Questo è stato il secondo motivo per cui si era contestato, cioè si sono cambiate, tanto per dirle in parole povere, si sono cambiate le regole mentre si stava giocando. No, invece in questo caso sappiamo quali sono le regole e chi ha posto e proposto la propria candidatura sa quali sono le regole. Sicuramente non ci sarà nessun aumento durante il loro mandato, sicurissimamente. Vediamo se ci sono altri interventi, se no altrimenti do la parola di nuovo. Do la parola al consigliere Giovanni Braido. Grazie. Parlo io? No, volevo dire che sono dei professionisti e insomma quando parliamo, a prescindere dagli aumenti o diminuzioni o quant'altro, bisogna anche cercare di avere, questa non è un'osservazione che faccio all'amministrazione, è un'osservazione in genere, dico, parliamo di professionisti, di commercialisti che fanno un lavoro impegnativo, importante, per cui io ritengo e ho sempre ritenuto che sia giusto liquidare il giusto, nel senso che non è che dobbiamo micraniare su un professionista che fa il suo lavoro e magari dopo spendere migliaia di euro su altre cose che magari hanno, tra virgolette, meno valore. Per cui il mio invito è che l'amministrazione liquidi i giusti compensi che spettano a un professionista che ha fatto un percorso di studi non facile, che ha studiato, che ha lavorato e che è giusto che sia compensato per quello che è, per quello che fa. Grazie. Prego, consigliere Darè. Sì, non è giustificativo che c'era il Covid e non è giustificativo il fatto che c'è stato l'aumento dopo. Come avete detto e ribadito voi, è chiaro che questa è una cifra che si dà congrua a chi fa un lavoro e prende delle responsabilità, ma come avete contestato allora, per il prezzo, allora il prezzo è anche adesso è lo stesso di allora, quindi il Covid non c'è più, quindi a maggior ragione hanno possibilità ancora di potersi gestire meglio. In realtà sono dei professionisti che firmano il bilancio e si prendono le responsabilità, quindi se allora era poco era giusto aumentare, come lo state ribadendo voi adesso. Grazie.
Vediamo se ci sono altri interventi. Non vedo altre richieste di intervento, quindi passo alla votazione. Bisogna fare lo scrutinio. Devono finire di votare. Quello che abbiamo continuato la discussione. Prego. Ma loro hanno già votato? Li ho messo dentro? No, ma è che siccome stavate parlando non è passato. Chiudo io la discussione. Che l'uno ma non si vota, no, non si vota adesso. Prego, consiglieri, scrutatori. Hanno votato tutti, credo, no? Allora, vediamo i risultati. Bianca, bianca, bianca. 3 bianche. 2 nulle. Poi Lorena Andretta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Lorena Andretta. Quindi 11 più 5, 16. Allora ricordo, è scritto in delibera, che gli altri 2 nominativi, quelli estratti a sorte, sono Perazzetta Antonella e Gianbruno Gabriele, al quale appunto il collegio andrà ad aggiungersi il presidente Andretta Lorena. Quindi noi dobbiamo prendere atto e votare. Prego. Apro la votazione. Prego consiglieri, votate.
Chiudo la votazione. Hanno votato favorevoli 13, contrari nessuno, astenuti 3. C'è l'immediata esecutività. Allora passiamo alla immediata esecutività. Prego, consiglieri, votate. Chiudo la votazione. Approvate con 13 voti favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti. Bene, questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Posso dichiarare la seduta conclusa. Grazie e arrivederci. Alla prossima.